Naufrago sulle coste della Sicilia, 800 anni fa, frate Antonio pose i suoi piedi in Italia per risalire poi tutta la penisola sino a Padova. Sui suoi passi si metteranno in cammino i pellegrini di Antonio 2022 che partiranno da Capomilazzo in Sicilia il 30 giugno per arrivare alla Basilica del Santo il 9 ottobre, un cammino di fraternità e solidarietà. Il cammino è metafora della vita, quindi è un cammino di crescita. Chiaramente Sant'Antonio ci parla di una crescita nella vita di fede e nell'incontro con Dio attraverso l'incontro con le persone, con gli altri. Per cui ripercorrere dopo 800 anni l'esperienza di Sant'Antonio significa rimettersi in cammino nella vita, disponibili ad incontrare gli altri, ad incontrare l'esperienza degli altri come occasione anche di incontro con l'altro che è Dio. Un cammino testato da un giovane portoghese come Antonio Jorge Leitao, il pellegrino zero. L'anno scorso sono partito il 7 giugno da Capomilazzo e più o meno ho inseguito lo stesso itinerario che inseguiremo quest'anno. Cioè, diciamo che ho avuto l'opportunità di approfittarne le tracce e il lavoro di altri volontari e dei frati negli anni precedenti e di diventare la prima persona che ha legato tutte quelle piccole tracce per avere la certezza che sì, possiamo camminare. Un cammino sulle strade di Antonio svelato nelle sue 92 tappe suddivise in 102 giornate proprio a ridosso del 13 giugno. La giornata del Santo di Padova, Rete Veneta e il network Media Nord-Est l'hanno raccontata e vissuta in diretta con record di telespettatori nel 2020, accompagnando il pellegrinaggio in elicottero sulle terre venete colpite dalla pandemia della reliquia del Santo, e nel 2021, quando abbiamo seguito il viaggio delle reliquie dell'avambraccio di Antonio, custodita nella Basilica della Salute a Venezia, fino alla Basilica del Santo. A camminare con il gruppo di pellegrini e con quanti si uniranno per percorrere anche solo 1 chilometro ancora una volta, sollievo e compagnia sarà una reliquia di Antonio. Antonio lo portiamo con noi, c'è una reliquia, c'è uno zaino particolare, che è di fatto un reliquiario a spalla che ci permette di stare davvero poi con Sant'Antonio, quindi è un rifare con lui lo stesso percorso, gli stessi 1800 km che ha fatto lui, e tuttavia con la sua compagnia, con la sua amicizia, diciamo con la sua protezione, molto di più con la sua ispirazione.